se mettiamo lo Stato, il governo, la robata, crolla tutto, perché il cittadino gli ha fatto una bella mura e qua a Castelfranco dobbiamo fare anche noi. È uno dei cittadini di Castelfranco che hanno risposto alla richiesta del comune di sostenere la sottoscrizione per il restauro della cinta muraria. Da pensionato ha versato quello che può, ma sottolinea il signor Alessio, quello che conta è il gesto. Sono andato in comune, ho versato la mia quota e ho iniziato io. Se sono il primo, allora speriamo che ce ne vengano le altre persone a pagare, perché chi può, chi non può. Quelli che possono danno la cifra che possono dare. Quelli che non possono dare, basta 2 euro e è un contributo dato per il comune di Castelfranco. 2 euro per un mattone da restaurare per una cinta muraria che ha bisogno di interventi urgenti. Un contributo che può essere fatto tramite il conto corrente aperto dal comune, ma anche recandosi direttamente in municipio, come ha fatto il signor Alessio. La Castellana tira fuori 10, chi possono tira fuori 10 o 50 euro, perché Castelfranco il tanto ce ne sta bene, sa. Allora qui non può tirare fuori 2 euro perché qui non compra neanche una pera. Allora se sei una persona che è omogenea e va qua in municipio e fa il suo versamento e dice grazie al vice sindaco che allora è roba avanti. Un gesto per la comunità castellana, ma anche per tutti i cittadini trevigiani, visto che Mura e città vennero fondati da Treviso. E infine un gesto anche per il vice sindaco Gianfranco Giovine, in prima linea per salvare la cinta muraria. È un segno perché le cose vanno bene, perché il vice sindaco è dietro darsi da fare e lavora come un cavolo, perché lavora veramente bravo, perché un'iniziativa così non è facile farla.